Pensavo che il telefono fosse rotto, però per fortuna ha ricominciato a squillare e abbiamo veramente molte richieste perché la gente ha voglia finalmente di divertirsi. Il telefono che per mesi non ha squillato, ora è tornato a farsi sentire. Fioccano le prenotazioni, le richieste di preventivi. A partire dal 15 giugno, con la ripresa dei banchetti e degli eventi come matrimoni e cerimonie, anche le imprese di catering tornano a lavorare con ritmi più serrati dopo quasi un anno di stop. Giugno e luglio ci sono già molte prenotazioni. C'è qualcosa che si era fermato e addirittura qualcosa di maggio che per fortuna si sono spostati a giugno e avevamo ancora qualche data libera e comunque stiamo ripartendo appunto con i matrimoni, con tutte le regole dovute. Regole ferree da seguire, distanziamento, misurazione della temperatura e occhi vigili ad ogni novità in materia di linee guida. Ci sono infatti ancora punti poco chiari come il Green Pass e il Covid Manager. Il problema è stato che non si sapeva ancora cosa si doveva fare. Adesso che è andato che finalmente il 15 di giugno si può ricominciare con queste cerimonie, allora i nostri camerieri a chiamata, che avevamo parecchie persone, verranno riassunte per il fine settimana, però noi la struttura nostra è abbastanza grossa, insomma abbiamo già anche molto personale interno, insomma che riusciamo a gestire parecchie cose. La realtà di Moreno Fiorina è riuscita a non fermarsi mai, anche se a volte con dipendenti a ranghi ridotti. Ora però sono tornati tutti operativi. Una soddisfazione rispondere alle telefonate dei clienti che stanno programmando le prime feste di famiglie, cerimonie, ma anche aziende che riprendono a proporre eventi. Prima di ritornare a regime, secondo me, primi settembre-ottobre, ormai l'annata è andata come è andata, però l'importante è essere arrivati fino a qua, abbastanza economicamente un po' disastrati, però credo che si potrà veramente ripartire.